arrivato il ministro D'Inca, Federico D'Inca, rapporti col Parlamento. È il ministro proprio che ti ha dato la mano. Ah, grazie, non ti avevo visto, scusa. Sempre. Grazie Federica. Noi con lui ci siamo conosciuti alla Fiera del Gelato, il gelato così, e dopo un'altra manifestazione così. Comunque grazie di essere qua oggi per noi e per l'associazione. Grazie. Ringrazio il Presidente, ringrazio tutti voi presenti per questo invito così importante. Mi scuso per il ritardo, ma c'era un altro evento questa mattina e ci tenevo, vedo Fausto Bortolotti in prima fila, per cui ringrazio. È un grande piacere essere qui con voi e voglio anche ascoltare appunto la parte medica, mi fermerò per ascoltare appunto l'intervento del dottor Salviati e credo che in qualche modo ci debba essere la vicinanza a questo mondo e ringrazio l'associazione per il grande lavoro fatto. So che siete 1500 soci, di cui 750 pazienti. So che in qualche modo insomma, siete presenti sul territorio, avete un punto importante nell'ospedale di Campo San Pietro e credo che sia fondamentale che in qualche modo le istituzioni vi siano vicini per far comprendere, per capire da una parte e dall'altra parte farvi comprendere che stiamo lavorando sul tema diciamo, della sanità del nostro paese. Stiamo uscendo da un momento complicato per quanto riguarda la pandemia, anche se sfortunatamente sembra sempre che vi sia una variante nuova che si possa aggiungere. Però abbiamo vaccinato il 90% dei nostri connazionali, abbiamo fatto un grandissimo lavoro anche di comprensione di quanto importante è la sanità nel nostro paese. Per tanto tempo sembrava che la sanità fosse semplicemente un numero di bilancio, potevamo arrivare fino a un tot che era 113 miliardi di euro all'anno. Abbiamo cambiato le regole del gioco, nel 2024 arriveremo a un investimento per la sanità pubblica di 128 miliardi di euro, abbiamo aumentato di 14-15 miliardi di euro, guardate che sono delle risorse importantissime che ci permetteranno di fare investimenti finalmente ancora di più capaci di risolvere alcune problematiche e di ridare speranza. Io credo che alla fin dei conti questo sia un momento di grande difficoltà per il mondo intero, ma nelle difficoltà nasce anche una speranza nuova e per questo motivo abbiamo un fondo, quello del PNRR, che ci permetterà di poter sviluppare nel prossimo futuro anche e soprattutto il mondo della ricerca. E guardate, solo per la sanità in questi 230 miliardi di euro ve ne sono 40 per la sanità e una fetta ancora più importante per il mondo della ricerca, un mondo che in qualche maniera è alla base di tutto. Se fai ricerca trovi le soluzioni mediche, se fai ricerca trovi diciamo, le soluzioni per le tante sofferenze che in qualche maniera non permettono di vivere una vita piena alle tante persone che noi conosciamo, immagino anche per le vostre sofferenze. Ecco perché seppur in questo momento così diciamo di difficoltà a livello internazionale, tutti quanti abbiamo visto insomma, le immagini della guerra, delle difficoltà che mai avremmo voluto vedere nel bel mezzo dell'Europa, io nutro una fortissima speranza che in qualche modo si possa finalmente, attraverso le tecnologie, l'innovazione tecnologica, i soldi del PNRR, l'aiuto delle nostre comunità che sono forti e uniti, ci possano permettere finalmente di fare un salto di qualità e andare a trovare delle soluzioni a queste malattie così difficili e che rendono la vostra vita molto molto complessa. Io posso soltanto portare un'esperienza personale, dopodiché chiudo e lascio andare avanti gli interventi. Io avevo una nonna, la nonna Maria, e mi ricordo quando avevo 19 anni mi misero in macchina la nonna e la portai per fare una visita agli occhi e non ci vedeva bene e scoprì di avere appunto una malattia degenerativa alla retina. Era molto molto difficile poterglielo dire in quel momento, anche perché parlavamo di 30 quasi 30 anni fa insomma, e ricordo la sofferenza che provava nel non vedere e in qualche maniera io non posso in nessuna maniera, ho la grande fortuna di avere una vista buona in questo momento, però è chiaro che la politica deve essere fatta per poter aiutare gli altri, soprattutto le persone che hanno delle difficoltà come le vostre, delle difficoltà fisiche. Vi sono vicino e vi ringrazio per avermi accolto in questo importante incontro. Grazie.